Auto in un fosso a Musile di Piave, muore una 18enne di Castelfranco, grave l'amico alla guida, è il secondo figlio di Franco Antonello, l'imprenditore noto per i suoi viaggi con il primogenito autistico Andrea, poche ore prima era stata ritirata la patente. Castelfranco, lacrime e cordoglio per la ragazza rimasta vittima dell'incidente e figlia di un noto commercialista, fiato sospeso per le condizioni di Alberto Antonello. Tra un mese il referendum per la separazione di Venezia e Mestre, favorevoli e contrari si preparano a 30 giorni di intensa campagna elettorale. Secondo un sondaggio 7 cittadini su 10 intenzionati a votare. La Descatenati nella Marca, Treviso anziana, 91enne faccia a faccia con il bandito entrato in casa in un'altra zona, ma gli 20 in fuga dopo un colpo rischiano di investire un inquilino. Intimidazione alle donne lavoratrici incinte nella pubblica amministrazione dopo l'allarme lanciato dalla CGIL, l'ira del governatore Zaia che dice il sindacato ci dia la possibilità di individuare i responsabili. 10.000 metri cubi di scarti industriali scoperti in una discarica abusiva Eraclea, sequestro della Capitaneria di Porto, trovate anche diverse centinaia di litri di olio esausto. Il 9 novembre un evento musicale alla Chiesa Votiva di Treviso per raccogliere fondi da destinare alla creazione di un punto nascita in Sierra Leone, protagonisti il coro Ane di Oderzo e il coro Stella Alpina. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano la cronaca di un'altra terribile tragedia sulla strada, una tragedia che coinvolge due province, Musili di Piave, dove è accaduto a questo ennesimo dramma di ritorno da una serata, da una nottata in discoteca, ma anche il Trevigiano. Perché la vittima di questa tragedia, una 18enne di Castelfranco, l'incidente è avvenuto a Musile di Piave ed è anche in gravi condizioni, era alla guida del mezzo un 19enne, il secondo figlio di Franco Antonello, lo ricorderete, l'imprenditore noto per i suoi viaggi con l'altro figlio Andrea. Erano circa le 8 quando lungo la Treviso Mare all'altezza di Musile di Piave l'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza è uscita di strada. L'auto con i due ragazzi a bordo è uscita di strada, qui in questo fossato. Sull'erba si vedono i segni delle ruote che sono passate, la loro corsa è terminata poco più avanti. Contro un albero. Ad avere la peggio la 18enne Giulia Zandarin di Castelfranco Veneto che è morta sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Alla guida c'era Alberto Antonello, 19 anni, fratello di Andrea, il ragazzo autistico divenuto famoso per i suoi viaggi in moto col papà Franco, la cui storia è divenuta prima un libro, poi un film dal forte messaggio sociale. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da San Donà di Piave e da Mestre, con l'autogru e l'aiuto di cesoie e divaricatori per estrarre i due ragazzi rimasti incastrati nell'abitacolo. Da subito si è capito che per Giulia ormai era tardi, mentre Alberto è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre dove è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. Con tutta probabilità i due stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la notte di Halloween in una discoteca di Jesolo. Sembra che ieri sera Alberto sia stato sottoposto ai controlli della polizia proprio nei pressi del locale notturno. In auto, in quel momento, oltre a lui e Giulia, ci sarebbero state altre 4 persone e ulteriori controlli degli agenti avrebbero poi portato al ritiro della patente del ragazzo. Una notizia, quella della morte di Giulia Zandarin, che ha sconvolto ovviamente Castelfranco, la città che appunto piange per questa ragazzina e si stringe attorno anche a Franco Antonello, il papà di Alberto. Una tragedia che sconvolge la città tutta e le parole che mi sento di dire in questo momento è che porto la mia vicinanza e della città alla famiglia di Giulia. Sono bastate poche ore perché la notizia della tragedia di Musile si diffondesse a Castelfranco con il suo carico di shock e dolore. Si fatica a credere che il sorriso di Giulia Zandarin si sia spento per sempre. 18 anni e una vita davanti, interrotta tragicamente un venerdì mattina di festa. La famiglia della ragazza è molto conosciuta nella Castellana, il padre è un noto commercialista. Persone per bene, sono una bella famiglia. Ma siamo sconvolti veramente da questa notizia. Difficile anche per il sindaco Marcon trovare le parole di fronte ad una tragedia così grande. Scorrendo il profilo Facebook di Giulia, che ha frequentato l'istituto Filippin, si ha davanti l'immagine di una ragazza piena di vita, allegra, insieme alle amiche di sempre, che ora piangono la sua morte.
E allo shock per la scomparsa di Giulia, a Castelfranco si aggiunge l'angoscia per le condizioni di Alberto Antonello, il 19enne è rimasto gravemente ferito. Il giovane si trova in coma, in ospedale la mamma e il papà Franco, che raggiunto telefonicamente ci dice che il figlio è ricoverato in rianimazione, poi, scusandosi, si congeda per tornare accanto al suo ragazzo. Franco è conosciuto per aver dato vita ad una serie di iniziative di sensibilizzazione sull'autismo, disturbo di cui è affetto il figlio maggiore Andrea, con cui negli ultimi anni ha intrapreso lunghi viaggi raccontati in alcuni libri, avventure che spesso hanno visto il figlio minore Alberto accompagnare il padre e il fratello. La storia di Franco e Andrea ha ispirato anche il film in uscita in queste settimane di Gabriele Salvatores, Se ti abbraccio non aver paura. Ma tutto questo ora poco conta, il pensiero di tutti è rivolto al reparto di rianimazione, dal quale si spera arrivino presto buone notizie su Alberto. Una strada, la Treviso Mare, dove è accaduto l'incidente, troppo pericolosa per chi lavora in zona e che per chi ha visto tante vite spezzate, come la signora che vedrete intervistata nel prossimo servizio. Bisognerebbe mettere più controlli su tutta la Treviso Mare, cioè io sono dell'opinione che quando hanno cominciato a fare le rotonde bisognerebbe metterne ogni X chilometri per poter rallentare, è l'unico modo per rallentare, perché se noi andiamo a vedere dalla zona dell'entrata autostradale di Meolo fino a diciamo l'ultima rotonda che porta a Musile, che porta a San Donà, la gente già lì va molto più piano. Dall'ultima rotonda, il pezzo qua, cioè la gente corre come pazzi. Se ci fosse una rotonda a metà già rallenterebbero e già ci sarebbe più controllo da parte delle persone che guidano. Tra questo punto e altri poco distante, la Treviso Mare è stata teatro di gravi incidenti, come ricorda questa testimone che lavora a pochi chilometri dal luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Giulia. Ricordiamoci dei 4 ragazzi di Musile che hanno perso la vita, tutti erano in 5, 4 sono morti e la ragazza purtroppo non so come sopravviva. Poi c'è stato quell'altro incidente con la moto, un po' più avanti verso Meolo, un ragazzo girava all'interno della San Marco Petroli e arrivava la moto, non si è capito bene la dinamica, anche lì è morto un signore, la signora che stava dietro, la moglie, anche lei è messa male. Adesso questo qua stamattina, ma oltre ai morti, cioè stiamo parlando di incidenti in Treviso Mare, ne succedono parecchi proprio perché corrono nonostante i limiti. Poi è una strada che porta a Jesolo, quindi di conseguenza ci sono molti ragazzi, è una strada che dovrebbe essere fatta per evitare i centri, per poter correre e scorrere bene il traffico, invece non c'è una segnaletica idonea, perché mi diceva appunto un cliente l'altro giorno che non capiva da che parte andare per andare a prendere l'autostrada, perché non ci sono i cartelli. Troppe giovani vite spezzate sulle strade, da qui un ulteriore appello, l'appello di una mamma preoccupata. Sinceramente non vorrei essere mai e poi mai chiamata da un carabinieri, da qualcuno per dirmi che mio figlio ha fatto un incidente. Sono preoccupata, vorrei che mio figlio quando avrà la patente, purtroppo non sarà possibile, ma che nel minimo del possibile possa essere sicuro, ecco. Questo è quanto, a 19 anni non vorrei perderlo, insomma. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco per parlare del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, perché secondo un sondaggio effettuato dalla società GPF Inspiring, il 69,8% degli intervistati sarebbe intenzionato ad andare alle urne in occasione appunto della votazione. La ricerca commissionata dall'associazione no profit We Are Here Venice è stata realizzata nella seconda metà del mese di ottobre su un campione di 1000 persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Venezia. La ricerca ha anche evidenziato che nell'ultimo mese di campagna referendaria ci sarà un testa a testa, un ruolo fondamentale lo avranno gli indecisi, al momento stimati per il 31%. Tra chi invece ha deciso il no risulterebbe un vantaggio sul sì tra un 29 a 23%, che però sarebbe maggioritario a Venezia. Questi ovviamente sono sondaggi, tutto questo a scaldare
quello che è l'ultimo mese di campagna referendaria, perché con oggi è proprio un mese, manca un mese esatto a quel voto. Un mese esatto da ora. Al quinto referendum sulla proposta di creare i comuni di Venezia e di Mestre mancano 30 giorni esatti. Il partito dei favorevoli, dei contrari e di chi invita all'astensione affilano le armi in vista di 4 settimane di campagna elettorale intensa per un quesito che divide le opinioni e fa discutere tra quanti vedono la doppia amministrazione delle due città come l'unica via per risolvere i problemi di entrambe e per chi invece ritiene il mantenimento del comune unico come condizio sine qua non dello sviluppo di un'intera area. Ed è un quesito che divide persino gli ex sindaci della città. Se ad esempio Mario Rigo ed Ugo Bergamo si sono pronunciati per la creazione dei due comuni, Massimo Cacciari e Luigi Brugnaro, seppur con qualche sfumatura diversa, sono per il mantenimento dello status quo. Perché il referendum consultivo sia considerato valido è necessaria un'affluenza alle urne del 50% più uno degli aventi diritto al voto nel comune di Venezia, ed è qui che si inserisce anche la corrente che invita all'astensione ed ha annunciato in alcuni casi di non fare campagna elettorale. Le attuali dimensioni del comune di Venezia risalgono alla metà degli anni 20 del Novecento. Una prima tornata tra il 1923 e il 24 aggregò a Venezia i comuni della Laguna, prima Pellestrina con Lido, quindi Murano e Burano, che all'epoca comprendeva Cavallino Treporti, poi distaccatasi con un referendum nel 1999. Malamocco era stata già inglobata nel 1883. Nel 26 fu la volta dell'entroterra col regio decreto legge che soppresse l'autonomia amministrativa dei comuni di Mestre, Zelarino, Favaro Veneto e Chirignago. Nel 1917, per inciso, era già stata distaccata dal comune di Mestre e aggregata a Venezia la frazione di Bottenigo, poi Marghera, assieme ad una parte del comune di Mira. Non si trattò di processi indolori e sono scelte che fanno discutere ancora oggi, quando quasi 100 anni dopo la storia del grande comune di Venezia unificato è messo sotto esame degli elettori, che il 1° dicembre potranno dire se le decisioni di allora abbiano funzionato o meno. E adesso l'allarme lanciato ieri dalla CGIL sulle intimidazioni alle donne in gravidanza lavoratrici nella pubblica amministrazione. In queste ore la presa di posizione dura da parte del governatore Luca Zaia. Ho seguito con attenzione, dice il governatore, la denuncia della CGIL che ha raccolto testimonianze di donne in gravidanza vincitrici di concorso pubblico alle quali sarebbe stato suggerito di rinunciare all'assunzione. Sono fatti di una tale gravità e inaccettabilità che non possono rimanere nella indeterminatezza. Gli autori di tali eventuali nefandezze devono rendere conto del loro operato di fronte all'amministrazione che rappresentano e di fronte alla legge. La denuncia della CGIL, continua Zaia, è opportuna se non doverosa, ma deve andare oltre e pertanto invito l'organizzazione a fornire ulteriori elementi per favorire l'individuazione di chi si è reso responsabile di questi comportamenti illegittimi. Torniamo alla cronaca adesso per parlare di furti. È un periodo davvero nero, soprattutto per la Marca trevigiana. Tanti colpi in provincia non sono mancati nemmeno in queste ore, tra Volpago del Montello, Mogliano e Roncade, ma anche nel capoluogo, a Treviso. Ieri ero in letto, veramente, ieri in letto e vedo come un'ombra. E dopo ho detto, Madonna, ma questa è una persona? E ho detto, si vede che è venuto dentro mio figlio. E io lo chiamo, Franco, che ho fatto così e sparivo. Racconta così dall'alto dei suoi 91 anni il tentativo di furto subito ieri sera. Siamo in via Martini a Fiera e il risultato è questo, una finestra esterna rotta e quella interna forzata in più punti. Ma non è stata l'unica abitazione violata, sempre ieri sera e sempre sulla stessa via. Queste sono le foto che ha scattato Luisa Contarato. Lei abita nella palazzina di fronte e come si vede qui non hanno tentato il furto, ma l'hanno messo a segno, sconvolgendo l'abitazione e soprattutto la proprietaria. Io veramente mi sono sentita male, ho lavorato un'ora e mezza per poter andare a letto, ma sinceramente ho anche dormito poco perché vuol dire che questa gente ti controlla, sa quando esci, sa... insomma, sa che macchine hai, veramente è una vita terribile. Quello che fa rabbia, ci dicono tutti, è che i ladri prendono di mira la gente normale, portando via con gli oggetti di valore anche pezzi della propria storia personale. Mi hanno rubato un girocollo con delle conchiglie d'oro e soprattutto una spilla di mia nonna che io non portavo neanche per cercare di conservarla, che quella era veramente un ricordo. Avevo una borsetta con dentro 5 euro, mi hanno rubato anche quelli, quindi hanno frugato veramente dappertutto. Poi c'è chi ha anche rischiato sempre ieri l'investimento. Qui siamo nel quartiere di San Liberale, dove in questo palazzo di via Umbria hanno tentato di aprire con un piede di porco l'abitazione con dentro una coppia di anziani.
In questo caso però i ladri sono stati sorpresi dai condomini che li hanno messi in fuga, rischiando l'investimento quando i due malviventi sono saliti in auto partendo a tutta velocità. In tutti i casi l'orario è sempre lo stesso, da quando si passa all'ora legale dalle 18 alle 21. E se c'è un lato positivo in queste storie è la solidarietà dei vicini. I primi, ad esempio, ad accorrere da nonna Maria. Abbiamo instaurato, credo, un buon rapporto, una buona armonia che ci permette non solo di andare d'accordo, ma anche di poter aiutarci l'uno con l'altro. Ma nonostante questo, per nonna Maria le sere non saranno più le stesse. Se robe che te fa pensare, te cosa, non so neanche a me. Una discarica abusiva scoperta e sequestrata dalla Capitaneria di Porto Eraclea. I militari della Guardia Costiera di Caorle e Jesolo, sotto la direzione del Centro di Coordinamento Ambientale Marittimo del Veneto e col personale ARPAV, hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di materiali edili e posto i sigilli a una società di gestione rifiuti nel comune di Eraclea. La discarica si trova in una vasta area di circa 3.500 metri quadrati e senza alcuna impermeabilizzazione del suolo, dove erano stati depositati oltre 10.000 metri cubi di materiale. Nel corso dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro anche diverse centinaia di litri di oli esausti, custoditi in maniera tale da poter danneggiare il suolo. Gli accertamenti di polizia ambientale si sono conclusi con il prelevamento di campioni finalizzati a scongiurare la presenza di fibra di amianto nei frammenti di fibrocemento rinvenuti e a definire la corretta operazione di bonifica e ripristino dell'area. Torniamo a parlare adesso, abbiamo raccontato ieri, dei caduti della Grande Guerra ritrovati quest'anno sul Grappa o in altopiano di Asiago e non ancora sepolti per mancanza di autorizzazione. Iniziano ad arrivare le prime reazioni a questa vicenda. Il caso dei caduti della Grande Guerra, recuperati dai campi di battaglia del Grappa o dell'Altopiano, rimasti insepolti e senza onori militari, sta iniziando a muovere le prime reazioni politiche, oltre a quelle dei cittadini che ci hanno contattato increduli. Il motivo per cui i caduti trovati, recuperati dalle melette o dai territori sotto cima Grappa, anche con grande fatica, non siano stati onorati nei giorni loro dedicati, tra la commemorazione dei defunti e la giornata della vittoria delle forze armate, è da imputare alla mancanza di autorizzazioni, insomma, timbri che siano o no metaforici. Io non posso che andare col pensiero ai morti che ancora le nostre montagne ci restituiscono e trovo incredibile che una società che si definisce civile non dia loro una degna sepoltura. Il loro posto è accanto ai loro fratelli d'arme, sui sacrari del Grappa, in quelli dell'Altopiano di Asiago, sul Pasubio. Il segno di una civiltà è quello di dare degna sepoltura ed onore, perché il 4 di novembre, che purtroppo non è più festa nazionale, ma faremo di tutto affinché essa ritorni ad esserlo, ho chiesto alle scuole di non dimenticare, di ricordare, di rispettare quella data che è stata quella dell'Unità d'Italia e che sembra la nostra montagna continuare a volerci ricordare con forza. Qui si ritorna quindi al senso di civiltà di una nazione, dove uno dei parametri è proprio onorare con rispetto i propri caduti. Tra i pilastri del rispetto c'è quello di non lasciarli su una scaffalatura per mesi e mesi, dopo essere stati ritrovati ad oltre un secolo dalle battaglie. Nessuna procedura, nessun protocollo, a nostro avviso, può giustificarlo. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto, ripartiamo dalla sanità all'ospedale di Verona, tanti progetti in campo da qui ai prossimi 5 anni in un settore particolare delicato, il settore oncologico. Oggi globalmente più del 60%, siamo al 63-64% dei tumori che vengono diagnosticati guarisce. Un successo in campo oncologico ottenuto grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla ricerca. Ma quando si parla di tumori le frontiere da raggiungere sono molte se si considera che alcune forme di cancro restano la causa principale di morte. Il carcinoma al polmone in calo tra gli uomini, mentre l'incidenza e la mortalità risulta in aumento tra le donne, e ancora quello alla mammella, al colon e alla prostata. Tra i progetti in campo nel reparto di oncologia dell'ospedale di Verona, il Team Force, ovvero la presa in carico del paziente anche dal punto di vista psicologico, nutrizionale e dell'attività fisica. Un trattamento individualizzato per ciascun singolo paziente, senza dimenticare mai che il paziente non è solo la sua malattia.
ma è un paziente a tutto tondo. Qui a Verona però le frontiere della lotta ai tumori vanno oltre. Il traguardo da tagliare entro 5 anni è quello di un'oncologia di precisione. Di classificare i tumori in base alle alterazioni molecolari, consentendoci di scegliere, questa è la nuova fase del progetto, la terapia mirata sulla base del profilo genetico. A questo si aggiunge il progetto nel prossimo quinquennio di portare il numero di pazienti trattati in studi clinici dall'attuale 5% al 10%. Siamo convinti che la migliore assistenza che possiamo offrire al paziente passa per la ricerca e passa per le nuove terapie. Alla fiera Ski Pass di Modena oggi il debutto ufficiale della mascotte dei mondiali di sci Cortina 2021. Si tratta di Corti. Ecco, lo vedete, lo scoiattolo rosso che già la scorsa settimana aveva fatto capolino a Solden in Austria in occasione dell'apertura della stagione di Coppa del Mondo. Il simpatico scoiattolino storico, simbolo di Cortina d'Ampezzo, è vestito da sciatore alpino con il pettorale dei prossimi campionati del mondo e farà da padrone di casa in moltissimi appuntamenti in programma nella Regina delle Dolomiti. Corti è stato accompagnato dai 2 ambassador della Fondazione Cortina 2021, Cristian Ghedina e Stefania Goggia. E adesso un evento il 9 novembre prossimo a Treviso, la chiesa votiva di Treviso, protagonisti il coro Stella Alpina, il coro Ane di Oderzo e la fisarmonicista Francesca Gallo, una esibizione per raccogliere fondi per costruire un punto nascite in Sierra Leone. In Sierra Leone, nel corso degli anni, l'associazione Round Us, presieduta dal dottor Massimo Dal Bianco, primario di urologia all'ospedale di Padova, ha contribuito a dare dignità e vita a molte persone. La popolazione è ridotta allo stremo dalla fame, dalle guerre e dall'epidemia di Ebola che ha mietuto oltre 10.000 vittime. In questo paese dove è difficile sopravvivere perché manca anche l'essenziale, l'associazione ha deciso di assistere i bambini malnutriti ed abbandonati e porta avanti un progetto di integrazione per i ragazzi coinvolti nelle guerre per i diamanti, spesso amputati di braccia o gambe. A capo della missione è padre Maurizio Boa di Badoere, che ora insieme alla Onlus si è prefisso un altro obiettivo: costruire un punto nascite con la strumentazione necessaria per fare in modo che i medici della Caritas riescano ad operare. Sabato 9 novembre alle 20:45 nella chiesa votiva di Treviso il coro Stella Alpina, il coro Anna di Oderzo e Francesca Gallo si esibiranno gratuitamente per raccogliere i fondi necessari alla costruzione di questo progetto di vita. Partecipiamo perché per noi è molto importante la solidarietà, l'abbiamo sempre dimostrato da 71 anni che esiste il coro e il coro ha sempre partecipato ed è solidale con chi ha bisogno. Perché l'aiuto verso chi ha bisogno è una delle prerogative dell'Associazione Nazionale Alpini. La solidarietà nel frattempo si è estesa anche fra i tifosi della De Longhi Treviso Basket che grazie al Consorzio Universo Treviso hanno donato 1.000 euro provento della vendita delle magliette al Palaverde e all'asta benefica dopo l'approdo in A1. Tifoseria che è sempre più generosa, spero che lo sia sempre di più anche in futuro. È tutto per questa edizione del Veneto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Peggiora il tempo a causa dell'arrivo di una perturbazione la quale sarà responsabile di un weekend all'insegna del maltempo. Vediamo la situazione di sabato 2 novembre. Sul Veneto avremo condizioni di cielo molto nuvoloso, con piogge e temporali diffusi un po' dappertutto e localmente anche in intensificazione nel corso della giornata. Temperature in lieve calo, minime comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 9 e 13 gradi circa. Condizioni di instabilità anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni su tutte le province e in questo caso anche intense. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 12 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà anche qui una giornata caratterizzata dal maltempo con piogge diffuse come vediamo. Temperature minime sugli 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.